Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, solo stamattina abbiamo parlato e diagnosticato, diciamo, con Nicola Porro questa malattia della contemporaneità, no? La maskfobia, questa malattia che attanaglia, diciamo, l'elite, la pseudotale, la bolla pseudo-intello, ovviamente, non certo le vostre giornate, le giornate di chi ci ascolta, di chi vive nella realtà, ma nella bolla questa malattia sta veramente deflagrando e peggiora neanche di giorno in giorno, come si diceva stamattina con Nicola Porro, ma di ora in ora. Cioè ormai è diventata una mask isteria, è peggio che una maskfobia, cioè assistiamo a vere e proprie crisi di isteria e atti inconsulti da parte delle anime belle che immaginiamo si sveglino di notte malide di sudore perché hanno sognato Elon Musk. La puntata precedente dell'isteria ormai è nota, direi, in ogni dove, ed è la famosa tragicommedia della Tesla dei Fratoianez, no? I coniugi radical chic, per cui viene scoperto che sono in possesso di una Tesla. Lui dice: no, ma è di mia moglie, io la guido solo ogni tanto, parlate con lei. Non esattamente una figura, come dire, di grande virilità e coraggio. La Piccolotti, che è appunto la signora Fratoianni, viene raggiunta e dice: no, ma l'ho presa prima di sapere che era nazista, perché per costoro, per la isteria, Musk è nazista, fascista era una cosa all'acqua di rose, cioè chiaramente l'erede contemporaneo di Adolf Hitler, e la restituirò appena finito il leasing. Questa è stata la tragicommedia dei Fratoianez, che peraltro continuano a intervenire aggravando la situazione comica a ogni post che fanno, ovviamente anche su X, tra l'altro di proprietà di Elon Musk, è meraviglioso. Ma c'è una cosa forse ancora più straordinaria, che è questo nuovo caso di maskisteria che ha per protagonista Rosy Bindi. Sapete, la padrina nobile del PD, quintessenza del cattocomunismo italiano, che a sua insaputa, ovviamente, perché di suo, se una persona civile non le avrebbe mai acquistate, ma a sua insaputa ha scoperto di avere delle azioni Tesla e le ha immediatamente vendute, schifata, chiaramente. Ha raccontato questo dramma, la Bindi, a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, alla domanda degli conduttori: comprerei un'auto Tesla? Assolutamente no, indignata proprio, non ci penso proprio. Anzi, vi racconto una cosa, con tono solenne, appunto, di chi stava sviscerando un dramma della sua vita. Ho investito qualche risparmio affidandomi alla mia banca, perché non ci capisco molto, e recentemente ho scoperto di avere in questo pacchetto un piccolissimo investimento in Tesla, delle azioni, e le ho vendute immediatamente. Ci mancherebbe, ha fatto benissimo. Ma aggiunge in questo portafoglio di investimento ho scoperto che c'erano anche delle cose legate ad industrie che vendevano armi. Ho venduto subito anche quelle, quindi insomma si è messa a posto la coscienza da ogni punto di vista. Poi ha detto: quanto ho perso? Una sciocchezza, ma cosa volete, non ho molto da investire. Si è diciamo autosminuita. Ma voi capite come vivono questi? Cioè, ormai nel terrore di avere qualcosa nella loro vita quotidiana, nei loro investimenti, nel loro avere a che fare con la tecnologia, cosa che è difficile evitare oggi, di avere un vago rimando a Elon Musk, e passano il giorno a scervellarsi e a capire se per caso sono appunto accusabili di maschismo e devono rimediare. Cioè, costoro vivono così nella bolla. Elon Musk, quello che rappresenta, il modello che c'è dietro, un modello, se volete, prettamente americano e libertario, li fa impazzire, e il loro impazzimento a noi fa molto, molto ridere. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio